Avanti, perché tra poco metteremo in scena la seconda parte del mio piano diabolico. Cristiano, sono diabolico. A me seconda parte lo piano non lo piano. Facciamo una cosa. Ma che non ci sono pure frega, ma non mi preoccupare di mano parte. Ma voilà, mi dico quanto così sta sapete no. È più da una certa età. Perché prima era un carissimo amico di vostro cuore. Mamma mi sta parlando, per esempio. Mi sono giubilata È vero, non è così tanto vecchio, no. Ti hanno solo qualche camelo bianco, qualche funzione, qualche ti hanno mancato, metti a dici una prossima per il tuo tempo, però va tutto bene. Comunque, tu la lettera, come si dice? Come si dice? Ma non dici, io ho portato già troppo di voi. L'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni lo puzza. Si va, non puzzare! allora, come si mangia un mercato davanti a E come sono mai? Vabbè, signori. Dunque, per architettare il mio piano mi serve
c'è Iris. Mi piace, Iris? Un po' si riesce a risolvere questa situazione. Io te la accatto dall'amico nei Prodicius e papà vicino. E ti do un curato. Grazie padrone, grazie mille. Non sono ringraziato. Che sto, signor? Mi lasciamo bene. Tu fatti due, capito? Perché a questo ci penso io. Sta dietro. Tu, oltre ad Iris, mi servirebbe una gentildonna. Una zocca. Aspetta. Andiamo dopo. No, zitti. Allora, le istruzioni sono queste. Iris deve fare la conserva. Tu la famiglia, Luca, mi puoi far finire di dire la frase. Allora Iris continuerà ora così a fare la conserva che serve a te ma serve anche a me. Ah, io non sto capendo. Guardi, qui si sono sull'interrotto, oggi ci dico, stato meglio, tu non capisci. Ma è che si sta allora guardate il mare. Che siamo? E chi sto pure? Allora, facciamo le persone serie, facciamo una mano. Allora, punto 1. La zoccola. Bravo. Appunto deve fingere di essere tua moglie. Poi, sempre tua moglie, A zoccola. bravissimo, deve fingere di essere innamorata di Virgo Polinice. Ah, ma tu si... Allora, già ci faccio. A questo punto, tua moglie, innamorata pazza di Virgo Polinice, consegnerà un anello di pegno d'amore alla sua serva. Iris! Allora che quando ti serve dire? Sei masti. Vabbè, Iris consegnerà l'anello a me di conseguenza e quindi sarò io a consegnare l'anello a Virgo Polinice dicendo che è un pegno d'amore dato dalla tua signora. No, questo non lo posso dormire. Allora, prima di andare a lavoro. Ne sai? Mamma mia, che casino, mi sto scatenando! Ma si è aspettato un altro quarto d'ora, lo faccio vedere che succede!